che cosa ha riprodotto? Sono tutti i borghi della Val Graveglia, quasi tutti, perché alcuni non ci stanno. Allora, ecco, partendo da Caminata, Nascio, Statale, Arzeno, Reppia, poi abbiamo Pontori, Terisso, Chiesa Nuovo, il borgo di San Lorenzo, il centro storico di Conscienti e la piazza di Conscienti, riprodotte con le case che ci sono e che si possono vedere. Spiccano tutti i campanili della Val Graveglia. Quasi tutti i campanili, manca Zelli che è giù basso, che quindi resta, occorrerebbe molto più spazio per poterlo fare, se no i resti dei campanili sono 9 campanili delle varie frazioni, e Zerli, che anche questo manca, Zerli. Tra i visitatori dell'artistico presepe c'è anche un Babbo Natale autoctono. No, lì c'è il sacro, noi siamo il profano, perché Babbo Natale, anche se è bello velo, però siamo quelli che non riescono a questo. Fa allegria. Vedi cosa c'è? Babbo Natale, a chi ha fatto il presepe, le dà, facci vedere Adriano. Un omaggio per l'impegno. È un impegno, no, perché d'altronde se non lo facciamo noi così come iniziativa. Mantiene vive le tradizioni e anche fa rivivere i vostri borghi. L'amicizia che c'è tra me e Adriano, è bello che un artista venga, almeno da parte mia come amicizia, che sia premiato per quello che fa, perché lui ci sta tutta l'estate che lascia in Sulana a farlo lì.